Com'è nata Carolina? Carolina mi ha salvato la vita, lo posso dire, e non ho mai risposto a questa domanda in un video e ho solo risposto magari in qualche live quando me l'hanno chiesto, ma non ho mai dedicato un video a questa cosa e penso sia doveroso da parte mia raccontarvi tutto quanto. Un bel po' di voi conoscono quel mio passato e quel mio passato mi ha portato a coltivare una mia passione, a coltivare quello che mi piaceva fare, e io avevo una parrucca buttata così sopra un mobile, nello stanzino che tutti voi ricordano, quello stanzino che io avevo dove registravo video, dove stavo al PC. E lì proprio avevo questa parrucca che avevo utilizzato, il panico con l'ansia, e sono stato in depressione. Ho capito che quello che poteva realmente salvarmi da tutto ciò era coltivare una mia passione. Quindi ho preso quella parrucca, me la sono messa e ho cominciato semplicemente a fare Carolina. A fare una Carolina che io non conoscevo. Ho cominciato semplicemente ad esprimermi, no? A tentare di fare qualcosa, ma fondamentalmente non sapevo. E quello che ho fatto è semplicemente esprimermi. Forse ho fatto uscire quel lato di me che tenevo nascosto, forse ho fatto uscire lava che non socializzava, aveva vergogna di fare tutto. E Carolina è stata per me quella strada che mi ha permesso di farmi crescere, di farmi esprimere, di rendermi una persona migliore. I momenti dove ho vissuto la depressione per me sono stati devastanti. Ho conosciuto sensazioni ed emozioni che non auguro a nessuno e che quando li provi ti senti veramente perso. Nel momento in cui ho cominciato ad indossare quella parrucca e quella vestaglia, è stata una grandissima medicina. Una medicina che pian piano mi ha portato sempre a stare meglio. Il malessere che avevo dentro ancora per qualche anno, per 1 anno, 2 anni. Nonostante mi conosceva già mezza Napoli, io soffrivo di ansia, io soffrivo di depressione e spesse volte stavo male. Ma Carolina era quella cosa che mi teneva impegnata la mente e mi portava in un'altra dimensione. Quando registravo un video, poi in un video, la mia testa era altrove, come se in quel momento non ero Carmine, ero un'altra persona, ero Carolina. Perché Carolina è realmente un'altra persona. Carolina ha un'altra personalità. Carolina ha i suoi pensieri, me ne sono accorto poi con il tempo, perché molte persone pure per strada, ma io in quel momento non sono Carolina, in quel momento sono Carmine, sono sempre quel ragazzo un po' riservato, che non ama mettersi in mostra, mentre Carolina sì, Carolina non teme se deve dire quello che pensa. Carolina è quella persona che fa quello che si sente di fare, al di là del giudizio di tutti. E forse Carolina per me è stato il lato che io ho voluto sempre nascondere di Carmine, perché ho sempre avuto paura magari dei giudizi delle persone, ho sempre cercato di dire sempre di sì quando volevo dire di no, e Carolina per me è stata quella cosa che mi ha permesso di esprimermi, anche se indossando una parrucca, ma mi ha permesso di esprimermi come realmente volevo. Spesse volte quando vado a fare gli spettacoli e sto male magari, perché questi momenti poi arrivano di tristezza, di depressione, momenti in cui provo ansia, non sto bene, molte volte capita quando pure vado a fare gli spettacoli, mi ritrovo che prima di fare lo spettacolo sto male, sto veramente molto male, ho 1000 pensieri, 1000 cose che mi fanno stare male, sto male per queste sciocchezze, ma purtroppo nonostante io sia consapevole di queste cose non riesco poi a trovare una via d'uscita. E l'unica strada, l'unica porta che vedo che mi può far uscire da quello stato mentale che mi fa stare male è proprio Carolina. Perché nel momento in cui mi metto la parrucca, indosso la vestaglia, in quel momento Carmine non esiste più. Carmine talmente. Ed io più volte mi sono reso conto che Carolina per me è realmente una medicina. Ed è per questo che era doveroso raccontarvi come è nata Carolina. Carolina da dove viene? Carolina viene da un mio momento buio. Carolina viene da una mia depressione. Carolina viene da un momento in cui io non mi sentivo più me stesso, o dove schiacciavo quell'essere me stesso. E Carolina è uscita fuori proprio per far esprimere un altro lato di me che io tendo sempre a nascondere. E quindi la paura del giudizio, la paura di dire quello che penso, la paura di avere a che fare con il mondo perché vedo magari tanta cattiveria. Mentre Carolina, dall'altro lato, riesce ad affrontare tutto ciò, riesce ad affrontare magari quello. Questo mi ha aiutato veramente tanto, perché mi ha permesso di uscire dalla mia stanzetta, mi ha dato modo di credere in me stesso, che
Anche se il mondo lì fuori fa così paura, nonostante fa paura, io posso affrontarlo. Ai tempi lo facevo con la parrucca, spesse volte, anche oggi, no? Quella parrucca è come se fosse una corazza per me, che mi permette di affrontare il mondo, di guardare il mondo con occhi totalmente diversi. Oggi forse posso dire di essere Carmine più consapevole e posso dire di essere Carmine che prova ad essere se stesso, senza nascondere i lati tanto. Ricordo una volta che dovevo fare un fratello che mi dice: abbiamo accompagnato papà all'ospedale perché gli mancava l'aria, non si sentiva bene. E io stavo proprio per entrare, avevo il microfono e stavo per entrare. Sentivo di non farcela perché immaginate un po' in quel momento come potevo stare. Ma ce l'ho fatta. Mi sono reso conto che io durante tutto lo spettacolo non ho pensato a nulla. Durante tutto lo spettacolo c'era Carolina, non c'era Carmine. C'era solo la voglia di far ridere le persone, la voglia di trovare una battuta, di prendere in giro magari una persona, cosa che io non sarei mai stato capace di fare senza parrucca. Ed è per questo che quando fa capire quanto Carolina sia diversa, no? Da Carmine. Un po' quella persona che tutti vorremmo essere. Quella persona che se ne frega del giudizio, che dice quello che pensa, che litiga se deve litigare, perché è giusto anche magari sfogarci e quindi non essere sempre buoni. Quello che a me ha penalizzato tanto è proprio questo, sentirmi troppo buono verso tutti e verso il mondo. E Carolina quello che mi ha insegnato è che un vaffanculo oppure un chite morto buttato così a volte fa pure bene. Quindi alla fine, invece di dire magari come è nata Carolina, direi Carolina quando è nata ha fatto rinascere anche Carmine, perché oggi posso dire di sentirmi essere me stesso, di sentirmi adatto a questo mondo. Carmine Azzi si è fatto scenare la cogna in cazzetta.